Aveva modificato 2 auto per nascondere cocaina e hashish, utilizzava un box condominiale come deposito e disponeva anche di documenti d'identità falsi. Così un trentenne romano è finito in manette, arrestato dagli agenti del terzo distretto Fidene Serpentara nella periferia nord della capitale. L'indagine è partita dall'osservazione di un viavai sospetto. Un SUV scuro guidato dall'uomo entrava e usciva più volte da un'auto rimessa sotterranea di via Crisafulli. Dopo ore di appostamento, i poliziotti hanno notato il sistema messo in piedi dal giovane, che faceva avanti e indietro tra il box e le 2 auto, trasferendo pacchi da un veicolo all'altro prima di rimettersi alla guida. Il blitz è scattato mentre l'uomo stava spostando alcuni panetti di droga. La perquisizione dei veicoli ha permesso di scoprire i doppi fondi meccanici ricavati sotto i sedili posteriori, dove erano nascosti 13 kg di cocaina e 14 di hashish, suddivisi in oltre 140 panetti, oltre a 35.000 euro in contanti. Nel box è stato rinvenuto anche un borsone con altri 42 kg di cocaina. Complessivamente sono stati sequestrati circa 70 kg di sostanze stupefacenti. Nel corso delle operazioni la polizia ha trovato anche diversi documenti di identità falsi intestati a soggetti inesistenti. Il trentenne, gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio e possesso e fabbricazione di documenti falsi, è stato condotto a Regina Coeli. La Procura di Roma ha chiesto e ottenuto dal giudice per le indagini preliminari la convalida dell'arresto e la custodia cautelare in carcere.